dovete imparare a capire cos'è il reddito di cittadinanza. Togliete la parola assistenzialismo dal reddito di cittadinanza, è esattamente l'opposto. Si tratta di una misura che ti porta ad avere un lavoro, dove al massimo puoi rifiutare 3 proposte, poi ti viene tolto, dove nel frattempo ti devi formare, quindi vieni reinserito. Se adesso hai la competenza per trasportare un muletto, poi puoi riqualificarti e trovarti un altro tipo di lavoro, e questo un aspetto che magari non viene mai considerato, a parte che nel momento in cui tu dai a una persona un tot di soldi, questa persona non è che li va a buttare via, ma li rispende, e quindi questi soldi passerebbero dalle mani di chi adesso non ha reddito all'economia reale, quindi al piccolo negozio sotto casa, al panificio, e quindi si riprenderebbero i consumi che, ricordiamolo, l'80% anche dell'economia veneta è data dai consumi interni, e guarda caso l'economia veneta sotto questo punto di vista negli ultimi anni ha avuto una preoccupante decrescita, è aumentato l'export ma i consumi interni sono diminuiti. Poi nella misura del reddito di cittadinanza si vanno anche a dare dei soldi direttamente ai centri per l'impiego, che stiamo affrontando anche la questione a livello del Consiglio regionale. Perché? Perché adesso i centri per l'impiego sono in capo alle province, le province sono ridotte ai minimi termini e non stanno funzionando, quindi le persone sono costrette a passare per le agenzie terinali, e le agenzie terinali non sempre garantiscono un lavoro a questi poveri cittadini. Quindi è fondamentale che questo servizio torni nelle mani prepotentemente del pubblico, perché la priorità di trovare un lavoro deve essere in capo allo Stato.